Adesso, Signore, portami alla tua presenza, alla tua presenza. E adesso, Signore, portami alla tua presenza, alla tua presenza, la tua maestà voglio vedere, il trono tuo davanti a me, la tua maestà voglio trono, alzati, oh Signore, il tuo braccio forte stendi, perché quando tu ti muovi la terra trema alla tua presenza. Dal tuo trono alzati, oh Signore, il tuo braccio forte stendi, perché quando tu ti muovi la terra trema, la tua maestà voglio vedere, il trono tuo davanti agli occhi miei, davanti a me. Voglio vedere il trono tuo davanti agli occhi miei. Tu mi hai cambiato, mi hai trasformato, mi hai liberato, mi hai rinnovato, ogni cosa nuova hai fatto dentro me. Tu mi hai cambiato, mi hai trasformato, mi hai liberato, mi hai rinnovato, ogni cosa nuova hai fatto dentro me. La tua maestà voglio posso vedere la tua maestà, la tua maestà, la gloria tua posso vedere. Alla tua presenza, alla tua presenza. E adesso, Signore, portaci alla tua presenza, alla tua presenza. Gloria tua su di noi, su di noi.
Alleluia, gloria al Signore. Facciamo un bel applauso a Gesù, gloria a Dio. Amen. Grazie Gesù. Quindi siamo belli attivi. Oggi il Signore mi ha detto di iniziare con una parola, non ne avevo preparate altre, ma vi voglio leggere un versetto solo, statevi seduti. Il versetto si trova in Matteo 8,14 e dice così: poi Gesù entrò nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che era a letto e con la febbre. Ora, gioia, Gesù ha avuto compassione di questa donna e l'ha guarita. Gloria a Dio, amen. Ma quanti di voi hanno mai sentito parlare della moglie di Pietro? Non esiste niente. Se ha una suocera, quindi vuol dire che era sposata, era sposato. Ebbene, sicuramente i Vangeli non ne parlano perché mettono in risalto il ministero di Pietro, perché il ministero di Pietro era il principe degli apostoli, era il primo, mettete come volete, non era papa, ma sicuramente era una persona di spicco a cui Gesù ha dato il compito di guidare gli agnellini, le pecorelle e le pecore. Vi ricordate quando Gesù ha detto: mi ami tu Pietro? Sì, ti amo. Ok, ha alzato la mano e disse: Signore, io ti amo. La tradizione vuole, ci sono dei documenti storici che ci parlano della moglie di Pietro e ci dicono che a quanto pare sia morta pure lei a Roma. Vi racconto brevemente la storia, ma non c'entra niente o quasi niente con oggi, ma è il concetto principale che vi voglio far capire, che la moglie non è messa da parte perché era meno importante, ma perché il ministero di Pietro era più importante della moglie. Ok? Perché oggi parleremo di quello che è importante e di come è importante. Però storicamente si racconta che Pietro sia morto a testa in giù perché non voleva essere crocifisso come Gesù ed è stato crocifisso a testa in giù. Per punizione nei confronti di Pietro hanno fatto sì che la moglie potesse vedere questa crocifissione, quindi vedere il marito che muore, perché volevano perlomeno strappare alla fede la moglie di Pietro. Pietro, mentre è crocifisso a testa in giù, guarda la moglie e gli dice: non ti preoccupare, tu ricordati di Gesù. Ok? Fin qui la storia, poi sappiamo che sia Pietro che la moglie sono morti tutti e due a Roma. Andiamo a prendere 1 Samuele, è un brano che abbiamo letto tante volte, 1 Samuele capitolo 1 versetto 9. Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Shilo, Anna si levò. Ora il sacerdote Eli stava seduto sul sedile all'entrata del tabernacolo dell'Eterno. Nell'amarezza della sua anima pregava l'Eterno piangendo dirottamente Anna. Poi fece un voto dicendo: O Eterno degli eserciti, se veramente riguardi all'afflizione della tua serva, ti ricordi di me e non ti dimentichi la tua serva, ma vuoi dare alla tua serva un figlio maschio, io lo darò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. Mentre essa prolungava la sua preghiera davanti all'Eterno, egli stava osservando la sua bocca. Anna parlava in cuor suo, soltanto le sue labbra si muovevano, ma la sua voce non si udiva. Per questo Eli pensava che fosse ubriaca. Così Eli le disse: fino a quando sarai ubriaca? Smaltisci il tuo vino. Ma Anna rispose e disse: no, signor mio, io sono una donna afflitta nello spirito e non ho bevuto né vino né bevanda inebriante, ma stavo effondendo la mia anima davanti all'Eterno. Non considerare la tua serva una donna perversa, perché è l'eccesso del mio dolore e della mia afflizione che mi ha fatto parlare finora. Allora Eli le rispose: vai in pace, e il Dio di Israele ti conceda ciò che gli hai chiesto. Allora essa rispose: possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi. Così la donna se ne andò per la sua via, prese cibo e il suo aspetto non fu più triste. Bello, lo sappiamo tutti, però oggi mi voglio soffermare, vogliamo vedere, noi facciamo che lo stesso brano certe volte lo vediamo da 350.000 punti diversi. Oggi vi voglio parlare di Anna e di come Anna era predisposta verso le cose del Signore. Aveva una predisposizione dovuta al dolore.
ora non è che tutti dobbiamo soffrire per avere dal Signore, assolutamente, ma non è una predisposizione solo dovuta al dolore. Anna era predisposta a essere, diciamo così, sottomessa alla volontà del Signore, diversamente da Eli. Eli non era una persona che in quel momento era predisposta, però sappiamo che è successo un miracolo. Eli si è dovuto predisporre per Anna, ma fin quando non si è allineato Eli, ok? Il miracolo non si poteva compiere, perché Eli comunque era il sacerdote, era un pastore di Israele, era uno che serviva davanti l'altare e serviva dove c'era il tabernacolo, perché in quel periodo il tabernacolo dell'Eterno, l'arca dell'alleanza, si trovava a Shilo, ed era lui che era un guardiano di quel posto. Ora Anna va in chiesa, no? Si mette in fondo alla chiesa e inizia a pregare, muove le labbra e prega. Il pastore la guarda e dice: Nizzica, chi sta ubriaca è? Cioè, immaginate la scena. Allora il pastore va da Anna e ci dice: Anna, no, Anna, un'Anna, l'Anna della Bibbia. Anna, ma che sei venuta a fare in chiesa da ubriaca? Vedi i denti neri, vai, smaltisci la tua ubriachezza e torna. Anna, che è puro sangue siciliana, si leva la scarpa e la aduna nella faccia al pastore. No? E anzi si alza e dice: perfetto, bello pastore. Io vi voglio far ragionare su questa cosa perché io trovo che sia importante non per me, perché sto mettendo nel mezzo me, ma non è per me il discorso. Perché se vuoi il miracolo nella tua vita, devi fare come questa Anna, non come l'Anna, quella siciliana che si leva la scarpa. Perché noi pensiamo così, quando il discorso o anche, poverino Eli era cieco, sappiamo tutti che non ci vedeva bene anche, ha avuto una svista. Non ha visto bene, in un momento di euforia per il Signore, si è alzato e ha detto: questo è il luogo dell'Eterno, tu non puoi stare qui da ubriaca. Che cosa ha fatto Anna? E ha detto: Signor mio. Non se le va la scarpa, neanche se n'è andata da quel luogo offesa e turbata perché Eli l'aveva offesa, perché l'ha offesa. Ok, se io lo facessi a voi vi offendereste e mi terreste il broncio da qui fino a Natale. L'ha fatto Eli. Sappiamo però che Eli non era un personaggio eccezionale, perché abbiamo letto la scorsa volta che Eli purtroppo, non avendo potuto domare i suoi figli, nel senso che non ha insegnato loro come si ci comporta davanti all'Eterno, come si ci comporta da sacerdoti, perché erano sacerdoti, figlio di sacerdote, sacerdoti. Ok? Non è stato in grado lui, anzi meglio ancora, perché ora ci arriveremo, lui non ha fatto niente per portare alla retta via i suoi figli. Quindi Dio reputa malvagi i figli e malvagio lui. Quindi questa donna si trova davanti un servo dell'Eterno che è unto dal Signore per fare il sacerdote, che comunque Dio ha rigettato. Un'altra persona avrebbe detto: ma tu, cos'è che il Signore ti ha rigettato? Che cosa mi rappresenti? Però finché Eli era in vita, rappresentava l'Eterno. C'era poco da fare. Era l'uomo di Dio. Perché l'unzione del Signore era scesa su di lui e lui era stato unto sacerdote per unzione, per razza, perché era un levita, perché era quello. Dio aveva deciso che doveva essere quello. Fino alla sua morte è rimasto quello. Come si è attivato il miracolo? Perché poi, ovvio che il cuore di Eli ha capito che ha sbagliato e l'ha benedetta. E l'ha benedetta. Ma perché l'ha benedetta? Perché lei si è sottomessa ugualmente, non se l'è presa, ha detto: Signor mio.
guarda che non sono ubriaca, io sono qui per il mio dolore. Cioè, cercate di capire, l'ha comunque onorato per quello che era e ha ricevuto la benedizione. Ci siete? Non sono cose fuori dal mondo. Noi sappiamo che poi è nato Samuele. Samuele, per quanti di voi non lo saprete, come si dice? Samuele aveva anche lui dei figli. E i figli di Samuele non erano neanche granché. Forse messi a paragone con i figli di Eli, se la giocavano. Ma perché Samuele viene trattato diversamente da Eli? Perché Eli non ha insegnato e non ha fatto niente per riprendere i suoi figli, mentre Samuele invece ha tentato di recuperare i suoi figli. I suoi figli non hanno voluto sentire niente, se ne sono andati nella ribellione, sono rimasti ribelli e quindi Samuele era esente da questo. Samuele ha cercato di onorare la promessa del Signore che era nella sua vita, ammaestrando i figli che Dio gli aveva dato. Non ci è riuscito, ma lui ci ha tentato. Eli no. Ma ricordatevi che Eli e Samuele erano comunque scelti dal Signore. Ora nella Bibbia noi troveremo un sacco di esempi. Se voi, io stamattina me li sono passati tutti nella mente. Tutti. Saul ha perso il regno perché non ha onorato il profeta. Anche Davide ha sbagliato. E quando però il profeta è andato da lui, non è andato da lui il popolo mormorava contro di lui, perché sapeva tutta la magagna che aveva combinato. Ma fino a quando non è andato il profeta, che era l'unico autorizzato ad andare dal re a rimproverarlo, allora lui si è umiliato. La Bibbia è piena di questo tipo di rispetto che si ha per i rappresentanti di Dio. O se lo meritano o non se lo meritano, perché Davide ha onorato Saul fino alla morte di Saul. Più volte ha avuto la possibilità di ucciderlo, ma lui ha detto: io non toccherò l'unto dell'Eterno. E lui ha avuto la ricompensa del regno. Lui ha onorato il re e ha ricevuto la ricompensa del re. Ha onorato uno che non se lo meritava, ma lo stesso ha ricevuto la ricompensa del re. Amen. Per il tuo bene, per i miracoli nella tua vita. Impara a riconoscere i servi del Signore e a rispettarli. Non voglio tappeti, non mi interessa, perché io poi devo imparare a rispettare voi e ad onorare voi, quello che voi siete davanti a Dio. Questo ne parleremo magari la prossima volta. Va bene? Però fin quando noi non diventiamo sgarbati, in siciliano si dice vuccote, si può dire? Che parliamo assai, amo pastore però questa cosa non si persuadiva, perché di questo poi si tratta. Questa cosa non si persuadiva, mamma mia, va bene, non è un problema, non mi persuado, io ammetto che ho dei limiti. Eli era molto limitato, va bene, ma sempre il rappresentante del Signore era. Ed Anna l'ha capito, Anna ha avuto il miracolo non soltanto per la sua fede, ma per la benedizione che ha ricevuto da Eli, perché lei si è sottomessa a quell'autorità scelta da Dio. E se voi guardate tutti i personaggi della Bibbia funzionano così, funziona, dappertutto. Perché Gesù non ha fatto, quando se n'è andato a Nazareth, ha imposto le mani, sapete che guariva? Mal di testa, per dire. Non ha fatto tanti miracoli, perché? Perché non era onorato come Messia. E dicevano, ma lui non è il figlio di Giuseppe, ma non è il falegname. Si sono riempiti la bocca di cose sbagliate e nella loro vita non è successo niente. Giovanni 2, versetto 1, anche questo è un brano molto conosciuto, che io oltretutto amo da morire. 3 giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là.
Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù le disse: che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servi: fate quello che egli vi dirà. Or là c'erano 6 recipienti pieni di acqua. Or là c'erano 6 recipienti di pietra, usati per la purificazione dei giudei, che contenevano 2 o 3 misure ciascuno. Gesù disse loro: riempite d'acqua i recipienti. Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: ora attingete e portate al maestro della festa. Ed essi gliene portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, or egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto all'acqua, il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse: ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore e dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto, il meno buono. Tu invece hai conservato il vino buono fino ad ora. Amen. Noi abbiamo letto sempre questo brano pensando che la fede dei servi e l'ubbidienza dei servi abbia mosso il cuore di Gesù e abbia fatto sì che quell'acqua si trasformasse in vino. Niente da dire, assolutamente. Però c'è un passaggio che noi scordiamo ed è, penso, importante, cioè la mamma di Gesù è Gesù. Va bene? Ora tutte le mamme diranno: pastore, però vacci piano. Ok. Prima di tutto, il ministero di Gesù era, fuori di dubbio, primario. Nessuno poteva dire: no, Gesù, vedi che Gesù, c'è tua mamma. No. Giusto? Il ministero di Gesù era primario. Gesù ha detto a sua mamma quando era piccolo: ma tu lo sai che io devo fare le cose del Padre mio. Ora, in questo caso, noi abbiamo letto questo brano come sempre, lo leggiamo, diciamo vabbè, è perché Gesù doveva fare quello che doveva fare e ha risposto così. Ma guardiamolo da un altro punto di vista. Ok? Cioè, che veramente Gesù ha trattato male Maria. Ok? Perché se uno di voi dice alla mamma che ho a che fare con te, o donna, non è arrivata la mia ora, la mamma o piglia la pala, non la paletta della cucina, la pala di muratore e gliela dà in testa, ed è così, o si mette a piangere perché il figlio non ha avuto rispetto di lei. Vi risulta o non vi risulta? Cerchiamo di leggerlo terra terra. Pane pane, vino vino, carne carne, pesce pesce. Ok? Ma voi immaginate la scena ad un matrimonio che Maria ci fa: Gesù, e non hanno più vino. Che ha a che fare con te, donna? Non è arrivata ancora l'ora mia. E tutti tagliano a Gesù e a Maria. E Maria diventa bianca. No, se era una siciliana avesse detto: maleducato consigliando, appena arrivi d'Indra, ti faccio vedere io. Perché comunque Maria era più grande di Gesù, comunque era la mamma. Ok? Invece che succede? Maria guarda i servi e dice: fate quello che lui vi dirà. Maria ha guardato al ministero di Gesù e l'ha rispettato e l'ha onorato. E allora è potuto succedere il miracolo, perché se in quel momento Maria pigliava la scarpa e ce la dava in testa a Gesù, quale miracolo ci doveva essere? Zero. Quindi ognuno ricordate che il ministero è superiore a qualsiasi cosa, a qualsiasi persona anche. Cioè io come figlio sono, in quanto pastore, è superiore al mio ministero rispetto anche alla parentela. Perché Gesù questo ci ha insegnato, e non una volta, più di una volta. Quando gli hanno detto: Gesù, guarda che fuori c'è tua mamma e i tuoi fratelli. Gesù che cosa ha detto? Ah, che bello, fateli entrare che gli offriamo qualcosa e mangiano insieme a noi. Si gira verso la folla e fa: i miei fratelli e mia madre sono quelli che fanno la volontà di Dio. E i fratelli a voglia che avevano astio verso di lui. Ma i fratelli non avevano capito che Gesù aveva il suo ministero da portare avanti. Capite? Quindi anche in questo ricordatevi che la priorità va alle cose del Signore. Gli altri non lo capiscono, ok, ma il miracolo non avviene.
Non può avvenire, soprattutto tra di noi, se non si ha riconoscimento l'uno degli altri e se non si ha la benedizione gli uni degli altri, se non si ha la benedizione del pastore, dei diaconi, non può scattare la scintilla che fa muovere il miracolo. Vero è che la fede è importante. Io oggi ho considerato che ci vogliono 3 cose per un miracolo. La fede di chi prega, la fede di chi desidera e lo Spirito Santo. Va bene? Ma queste 3 cose avvengono solo se c'è equilibrio, onore. Se voi ricordate, Gesù arrivato a un certo punto si trovò in un luogo che predicava, non ha guarito nessuno. Gli hanno calato poi un paralitico, hanno scoperchiato il tetto, gli hanno calato questo paralitico e secondo voi, ecco, c'era la fede di Gesù, ovvio, perché Gesù poteva avere la fede necessaria per guarire quella persona, la fede di coloro che l'hanno calato, ma in coloro che l'hanno calato c'era lo Spirito Santo, se no, chiaro, ma coloro che l'hanno calato hanno avuto onore nei confronti di Gesù, cioè hanno riconosciuto che Lui era l'unto del Signore e l'hanno onorato. Come l'hanno onorato? Scoperchiando il tetto, perché non sono passati in mezzo alla folla a dare pugni e calci a destra e a sinistra per portare il paralitico. Hanno fatto qualcosa di eccezionale per fargli capire che veramente loro credevano in Lui e veramente volevano dare quell'onore all'Eterno. Amen? Quindi Maria non si è offesa, grazie a Dio non si è offesa, perché Maria poteva essere un grande ostacolo all'opera di suo figlio, invece ha capito che, ma se no Dio non l'avrebbe scelta, che Maria doveva essere quella che doveva onorare Gesù e doveva portare avanti Gesù. Era Maria quella che ha spianato la strada, tra virgolette, nel ministero di Gesù, perché dicendo ai servi fate quello che lui vi dirà, stava dicendo io non sono nessuno, è lui che deve andare avanti. Amen? Quindi abbiamo parlato di 2 miracoli meravigliosi dovuti all'onore che i personaggi hanno dato agli unti del Signore. C'è un altro brano che troviamo in Atti 5, qua però succede il contrario. Atti 5, versetto 1. Ma un certo uomo di nome Anania e sua moglie Safira vendettero un podere e trattenne per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro gli disse: Anania, perché Satana ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo, e il ricavato della tua vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste cose, Anania cadde e spirò. E una grande paura venne su tutti coloro che udirono queste cose. Allora si alzarono alcuni giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Or circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto. E Pietro le rivolse la parola dicendo: Dimmi, avete voi venduto il podere per tanto? Ed ella rispose: Sì, per tanto. Allora Pietro le disse: Perché vi siete messi d'accordo di tentare lo Spirito Santo, lo Spirito del Signore? Ecco i piedi di coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e porteranno via anche te. In quel momento ella cadde ai suoi piedi e spirò, e i giovani entrati la trovarono morta, la portarono via e la seppellirono accanto a suo marito. Sottolineiamo che Pietro dice: tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Ora Pietro ha detto una cosa importante, perché dice: io sono un rappresentante di Dio in questo momento, ma tu non hai detto una bugia a me, l'hai detta a Dio. Ma Dio come fa a dire una bugia se Dio lo sa? Dio lo sapeva che avevano imbrogliato, che stavano facendo questo. Intanto bisogna partire dal presupposto che loro hanno imbrogliato perché cercavano un interesse. Se voi andate a leggere il capitolo prima, c'era anche tanta gente andava a depositare tutti
tutto il loro guadagno, la vendita dei loro terreni, delle loro case, tutto ai piedi degli apostoli, tra cui ne spiccava uno in particolare che per la sua generosità riceveva un onore particolare, ha ricevuto onore e probabilmente loro volevano ricevere pure questo onore, ma l'hanno ricevuto nella maniera sbagliata. Loro hanno cercato di rispettare, cercate di seguirmi, Pietro. Hanno voluto imbrogliare, hanno onorato Pietro nella maniera sbagliata, imbrogliando. Ok? Ciò significa che voi, il rispetto deve venire dal cuore. Guardare l'unto del Signore deve essere qualcosa che lo Spirito Santo vi deve ispirare, non qualcosa che vi viene così oggi, perché il Signore vi vede nel cuore, ci vede nel cuore, vede me, vede voi nel cuore e capisce se quello che noi stiamo facendo lo stiamo facendo perché vogliamo farlo per noi o vogliamo farlo per il Signore o vogliamo farlo perché il pastore ci ha fatto la predica, la ma fa per forza. Imbrogliare è sempre male. Loro non hanno imbrogliato a Pietro, hanno imbrogliato a Dio. Hanno preso in giro lo Spirito Santo. Questo che cosa vuol dire? Che Pietro è seguitemi. Se lo Spirito Santo ha operato attraverso Eli, che Eli non era granché, ha operato attraverso Gesù, che era invece l'eccellenza della perfezione, e in un certo senso era anche in Pietro, poteva operare anche in Pietro, ma non ha potuto operare come doveva, anzi, che succede? Muore. Anania muore, perché ha portato un onore sbagliato, ha imbrogliato e muore. Pensate alle persone che vedono questo, io immagino. Ovvio che la Bibbia ci dice che hanno avuto paura, ma io immagino quello che potevano pensare. Non lo so se lo immaginate voi pure, ma io lo immagino. E ai giorni nostri sarebbe successa una cosa di questo genere. Scusate, perché c'è da ridere ma c'è da piangere. Se uno di voi viene qua e mi dice, sai pastore, il Signore mi ha detto che ti devo regalare questa cosa. Non voglio regalato niente, tra virgolette. Quello che date è per il Signore sempre. E io dico, tu lo stai facendo perché ti devi fare vedere dalla Chiesa, non perché mi vuoi fare un regalo. No, pastore, ma che dici? E tu hai imbrogliato a Dio e muore. Qua dentro in Chiesa resterò solo io. Tutti avete paura sì, ma ve ne scappate, perché non avete capito quello che è successo veramente. Quelli che erano là invece l'hanno capito e non sono scappati. La chiesa di Pietro quel giorno non si è svuotata all'improvviso. Su tutti è caduto il timore dell'Eterno e hanno capito che bisogna rispettare gli uomini del Signore, gli unti di Dio, che bisogna rispettare lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo si serve di quelli che Lui ha scelto. Questo vale anche tra di noi, tra di voi, ok? Perché anche voi siete scelti dall'Eterno. E se non vi rispettate tra di voi morite dentro di voi. Dentro di voi muore qualcosa. Se invece vi rispettate l'un l'altro, dentro di voi avviene il miracolo, nella vostra vita possono avvenire i miracoli. Non guardatevi sempre come se foste dei cani arraggiati che da un momento all'altro vi dovete sbranare. Anche meno, non per forza così, ma invidie, gelosie, ma non devono vivere nella nostra vita. Al contrario, Gesù ha fatto una cosa meravigliosa. Gesù un giorno ha lavato i piedi agli discepoli. E come noi fino ad ora abbiamo pensato male, non era l'ultimo servo della casa a lavare i piedi dei commensali, degli invitati, non era l'ultimo dei servi della casa. Peggio ancora, all'epoca era l'ultima delle serve.
Gesù non solo ha preso l'ultimo posto di tutti i servi della casa, ma ha preso l'ultimo posto di tutti i servi della casa ed era un ruolo femminile. Cioè all'epoca era una cosa fuori dal mondo. Scandalo totale. Ecco perché Pietro si è alzato e disse: ma tu sei pazzo, non esiste che tu mi lavi i piedi. E allora Gesù che cosa ha fatto? Ha lavato i piedi, poi si è alzato e gli ha detto: io che sono il Signore e io che sono il Maestro, ho fatto quello che dovevo fare, ho lavato i vostri piedi. E gli ha insegnato che chi serve deve servire, quindi io non sono qua per ricevere onore e riconoscenze, non mi interessa. Io sono qui per lavare i vostri piedi, per farvi crescere, per portarvi alla presenza del Signore in autonomia. Ognuno di voi deve vedere in me o nel pastore Antonietta i genitori spirituali che vogliono il vostro bene, no i vostri soldi. Non mi interessa niente. Ok? Quello che dovete lo dovete al Signore, non a me come persona. Ma da questo ne viene che Pietro, se non si faceva lavare i piedi da Gesù, se ne andava all'inferno. Siccome Gesù ci disse: ok, guarda che se io non ti lavo i piedi, tu te ne vai con, come si chiama, con Giuda, a fare compagnia a Giuda. No, Signore, lavami tutto, dalla testa ai piedi. Questo è l'atteggiamento. Ci siete? Quando Gesù, Anania è morto, per risolvere la situazione si sono dovuti alzare i giovani. I giovani hanno tolto le cose morte. Quindi quando dentro di noi moriamo, poi c'è bisogno che qualcuno ci dia la spiegazione del perché siamo morti dentro, del perché la vita, del perché i cieli non si aprono nella nostra vita. C'è bisogno di aria fresca, di parola nuova. Credetemi che oggi per me è stata dura. Io parlando col pastore Antonietta in questi giorni, io glielo devo dire, perché lo so che possono pensare che è qualcosa che io predico a favore mio, ma vi assicuro che non è così, non mi interessa. Non è io però ho capito, soprattutto leggendo la storia di Anna, che il suo rispetto era un rispetto fuori dal normale. Ditemi che se non è vero, era un rispetto fuori dal normale. Anna, se avesse incontrato me, Anna siciliana, oggi, 2022, se io fossi andato verso uno di voi e avessi detto: tu sei ubriaca, vai fuori per favore e smaltisci la tua ubriacatura, e non sei ubriaca perché tu dici: ma questo è pazzo, va bene, vi sareste alzati e avreste detto: in questa chiesa non mi vedrei più. Ok? Questo mi ha fatto capire che molti miracoli non avvengono perché ci offendiamo troppo facilmente. Troppo facilmente mettiamo il broncio, troppo facilmente ci guardiamo in cagnesco, troppo facilmente però, ma perché fece da così? Su una sciocchezza facciamo ragionamenti e castelli che sono fuori dal mondo. Amen. Cerchiamo invece di essere più rilassati, rilassatevi. È vero che un vecchio detto dice: l'onore l'aveva portato, com'è? L'onore l'aveva portato, quello porta l'aveva portato. Ma questo, giusto ho detto, ho sbagliato. Va dai, uno che lo sa. Ecco, un rispetto è misurato, uno porta. Quello porta l'aveva portato, o rispetto è misurato, quello porta l'aveva portato. Ecco, più diabolico di questo non c'è niente, perché Gesù se faceva così, aveva mandato tutto quel paese, ci aveva dire aria. Gesù non ci ha insegnato questo, Gesù ci ha insegnato sulla croce che prima di ricevere rispetto ha rispettato coloro che l'hanno crocifisso. L'altro giorno scrivevo una poesia che mi venne da così, ogni tanto, una volta ogni decennio mi viene da scrivere cose, e noi cercavamo Dio con tutto il cuore, ma in realtà stavamo scappando da Lui. È Lui che ci ha rincorso e ci ha detto:
Perché scappi se io vengo dietro di te? E io mi dicevo, no, non lo sapevo che tu, io cercavo te, ma non lo sapevo che eri tu. Perché lui ci cerca, nonostante noi cerchiamo cose sbagliate nella vita. Lui viene dietro di noi, è lui che cerca di darci l'onore necessario. Ciò nonostante noi non lo volessimo questo onore. Sulla croce lui ha dato onore a coloro che l'hanno crocefisso, dando il suo sangue e la sua vita. E non dite che non è così. Ecco, sto proverbio cretino, per favore, scordatevelo, perché è del diavolo, non è del cielo. Gesù ci insegna a rispettare prima di essere rispettati. Ma non perché, dico, ci dobbiamo umiliare, non c'entra neanche niente. Anna non si è umiliata davanti a Eli, scusatemi. Anna desiderava avere un figlio, non gli interessava niente. Non ci interessava chi c'era davanti. Io sono qua perché voglio un figlio. E loro hanno ricevuto la benedizione. Alla festa non c'era vino. Il problema era il vino, non con chi c'era, chi non c'era, se c'era chi Lucas parlava a chi. Nessuno si è girato e ha guardato Maria e Gesù, mi incoscienza, gioia, come la tratta male. No. Quando Gesù ha risposto così, tutti si sono girati verso Gesù e hanno pensato, ora che cosa fa lui? Come se ne esce dalla situazione? Ma Maria ha fatto sì che il miracolo potesse partire. Amen. 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 Gloria a Dio. Allora ci alziamo, ti benediciamo, vogliamo Signore ricevere la tua benedizione nella nostra vita. Non vogliamo imitare Anania e Safira, vogliamo imitare Signore Maria ed Anna. Vogliamo guardare, Signore, ai tuoi servi come coloro che tu hai mandato per benedirci. Stendi la tua mano, Signore, nel nome di Gesù, trasforma la nostra mente, il nostro cuore, facci vedere le cose in maniera completamente diversa da come le abbiamo viste fino ad ora. Nel nome di Gesù, Signore. Non vogliamo essere persone critiche che criticano in continuazione, persone che facilmente si lasciano ferire, persone che tengono rancore. Vogliamo, Signore, imparare ad onorarci gli uni gli altri, ad avere rispetto l'uno degli altri anche prima di ricevere il rispetto, Signore. Nel nome di Gesù, tu hai insegnato che il marito deve morire per la moglie. Questo vuol dire che il marito deve rinunciare a quello che per lui può essere necessario per le necessità della moglie. Come tu, Signore, hai rinunciato alle tue necessità per le necessità della tua Chiesa. Signore, questo vogliamo imparare a fare. Vogliamo imparare, Signore, a rinunciare a noi per dare agli altri. Vogliamo rinunciare un pochino al nostro orgoglio, Signore, per incoraggiare gli altri, per onorare gli altri. Noi sappiamo che da questo abbiamo una ricompensa. Come l'ha avuta Anna questa meravigliosa ricompensa, non soltanto di un figlio, ma di tanti figli, come l'ha avuto Maria, che ha visto il figlio crescere nella gloria, che ha visto miracoli e prodigi potenti. Signore, nel nome di Gesù, stendi la tua mano, trasforma i nostri pensieri, trasforma la nostra mente, insegnaci, Signore, a muoverci secondo lo Spirito Santo. Oh Spirito del Dio vivente, Spirito della gloria, Spirito meraviglioso, Spirito celeste, vieni a riempirci completamente di te, a riempirci completamente della tua grazia, della tua verità, della tua luce. Vieni Spirito Santo, parla ai nostri cuori, Signore, come non hai mai parlato. Rivelati, Signore, di rivelazione in rivelazione, di fede in fede, facci crescere verso le cose del cielo. Signore, è giunto il momento che noi non prendiamo più le cose da bambini o da ragazzini, ma cibo solito da adulti, Signore, perché noi vogliamo crescere e vogliamo vedere le persone intorno a noi che si trasformano. Vogliamo vedere, Signore, cose meravigliose intorno a noi. Vogliamo imparare, Signore, ad essere coloro che perdonano di cuore, prima ancora di avere le scuse. Stendi la tua mano, Signore, nel nome di Gesù. Intervieni con potenza. Apri i nostri cuori ad ogni verità. Liberaci, Signore, da ogni muro che noi costruiamo, da ogni pregiudizio.
Liberaci, Signore, da ogni follia che ci può venire. Liberaci, Signore, dal capire male anche i rimproveri, le riprese. Liberaci, Signore, anche da quando tu ci vuoi riprendere e noi capiamo invece che chissà che cosa abbiamo combinato e siamo diventati nulla ai tuoi occhi, Signore. Liberaci da tutte queste cose. Nel nome di Gesù vogliamo onorare noi stessi, la tua creazione. Vogliamo onorare noi stessi, Signore, per la bellezza con il quale ci hai creato. Vogliamo onorare i fratelli e le sorelle che sono immagine tua, che sono immagine della tua presenza e della tua gloria. Vogliamo onorare, Signore, i tuoi servi, quelli che tu ci mandi, quelli che sono presenti in mezzo a noi. Vieni, Signore, li vogliamo onorare, perché sappiamo che nell'onore raggiungiamo il cielo e nell'onore c'è la ricompensa. Alleluia. Nel nome di Gesù, Signore, te lo chiediamo. Grazie, Signore eterno, tu sei benedetto e degno sempre. Amen, alleluia, gloria a te, Signore. Amen. Il mondo mi ha proposto di abbandonare te e di vivere una finta felicità. Il mondo mi ha convinto ed io ho abbandonato te e adesso mi ritrovo sola e con un vuoto dentro me. Signore, perdona il mio peccato, col tuo sangue lavami, perché ho capito che adesso voglio solo te. Voglio te, Gesù, amo te, Gesù, voglio vivere con te e nel tuo amore crescere. Voglio te, Gesù, amo te, Gesù, voglio vivere con te e nel tuo amore crescere. Con tuo fuoco hai riscaldato il mio cuore abbandonato e adesso una nuova creatura io sono in te, Gesù. Alzo gli occhi e vedo se sento una gioia che mi riempie l'anima, il mio grande amore. Adesso sei tu, Signore, vivo in te, Gesù, amo te, Gesù, io cammino insieme a te ed il tuo amore cresce in me. Vivo in te, Gesù, amo te, Gesù, io cammino insieme a te ed il tuo amore cresce dentro di me. Paura io non avrò più, perché tu sei con me. Vivo in te, Gesù, amo te, Gesù, io cammino insieme a te ed il tuo amore cresce in me. Vivo in te, Gesù, amo te, Gesù, io cammino insieme a te ed il tuo amore cresce dentro di me. Il tuo amore